Sorradile è un piccolo e affascinante borgo della Sardegna centrale, situato nella regione storica del Barigadu, in provincia di Oristano. Affacciato sulle sponde orientali del lago Omodeo, il bacino artificiale più grande d'Italia. Il paese dista circa 40 km dal capoluogo oristanese e 140 km da Cagliari. Il borgo è rinomato per la sua assoluta tranquillità, per le tradizionali case costruite in pietra locale e per i suoi incantevoli punti panoramici che regalano scorci suggestivi sul lago. Tra le principali attrazioni del territorio, il lago Omodeo si rivela il luogo ideale per escursioni in kayak, gite in battello e attività di birdwatching. Lungo le sue sponde è possibile ammirare un paesaggio suggestivo, arricchito da importanti testimonianze archeologiche e storiche, come il nuraghe Santa Barbara e i vecchi ponti che riemergono o vengono sommersi a seconda del livello delle acque.
Le testimonianze storiche dimostrano che l'area fu abitata fin dall'epoca prenuragica e nuragica, come attestato dalla ricca presenza nel territorio di diversi siti archeologici, tra cui Domus dei Janas e Nuraghi. In epoca medievale, le prime notizie documentate sul borgo risalgono al periodo giudiziale e successivamente alla dominazione aragonese, XV secolo, sotto la quale il centro venne costituito in feudo. Fino al 1773 il borgo seguì le stesse sorti della vicina Neoneli. Dopo tale data, fu incorporato nel marchesato di San Vittorio, concesso ai Todde insieme ai territori di Bidoni e Nughedu Santa Vittoria. Il feudo venne infine riscattato nel 1839 ai Pes, ultimi signori locali, in seguito alla soppressione del sistema feudale in Sardegna. Il santuario di Santa Maria Turrana a Sorradile, Oristano, risalente originariamente al 1250 ma rifatto nel 1573, è una chiesa campestre a navata unica nota per il suo porticato e la devozione locale. Situato a 2,5 km dal paese, il sito è immerso nella natura e festeggiato annualmente a partire dal 31 agosto.
Il santuario campestre di San Nicola di Nurazzo a Sorradile sorge sulle rovine di un antico villaggio medievale menzionato nel Condaghe di Santa Maria di Bonarcado. Edificata nella seconda metà del XII secolo in stile romanico, la chiesa ha una navata unica e un'abside in conci di trachite. La storia del santuario si articola in diverse fasi. La struttura originaria risale al XII secolo. In passato, si ipotizza fosse la chiesa parrocchiale del villaggio di Nurozzo, di cui oggi rimangono solo le tracce della chiesetta e del circostante novenario. L'area è di grande interesse storico, come testimoniano i ritrovamenti nei pressi della vicina necropoli di Prunittu, tra cui una navicella nuragica in bronzo e statuette del bronzo finale, indicando una frequentazione del sito fin dall'antichità. Nel corso dei secoli la chiesa è stata ristrutturata e ampliata. Oggi, oltre ad essere un luogo di culto, è il fulcro di un caratteristico novenario, una ricorrenza religiosa molto sentita dalla comunità locale e dai fedeli dei borghi vicini. Le Domus Deianas di Pronittu, situate a Sorradile, in provincia di Oristano, con vista sul lago Omodeo, sono un'importante necropoli preistorica. Scavate nella roccia trachitica tra il 2900 e il 3500 a.C. durante la cultura di Ozieri. Comprendono circa 15 a 27 tombe ipogee utilizzate ininterrottamente fino all'epoca bizantina. Le Domus Deianas, che in sardo significano letteralmente case delle fate o streghe, sono le caratteristiche tombe a camera scavate nella roccia tipiche della Sardegna prenuragica. La tombe a Pronittu si compone di tombe a sviluppo complesso con camere comunicanti e portelli finemente incisi, che testimoniano un riutilizzo in epoca bizantina. Queste case delle fate sono scavate a diversi metri d'altezza su un costone roccioso, richiedendo spesso l'accesso tramite il pianoro sovrastante. All'interno di alcune tombe a Pronittu si possono ancora notare tracce di pittura rossa, ocra e decorazioni a rilievo, elementi legati ai culti funerari prenuragici. Le sepolture mostrano come le antiche popolazioni riproducessero le abitazioni dei vivi per i defunti. Il sito, insieme ad altri complessi di Domus Deianas nell'isola, è stato formalmente riconosciuto come patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2025.